La bufera di neve è ripresa dal telefonino di un nostro telespettatore, Alessandro Zonta. Siamo a Danta di Cadore, qui la neve non ha concesso tregua, così come è accaduto a Misurina, dove la coltre ha raggiunto i 2,5 metri d'altezza. Interi paesi isolati come Gosaldo, dove ieri è crollato il ponte sul torrente Ren, evacuate decine di famiglie. L'ultima coppia di villeggianti ultra settantenni veneziani di Martellago è stata recuperata oggi dal soccorso alpino. Marito e moglie erano rimasti bloccati nella loro abitazione in località Botter per la caduta di una serie di frane che avevano impedito loro di raggiungere l'auto. A Ponte Mas alcuni massi della scogliera eretta dopo la devastazione causata 2 anni fa da Vaia sono stati travolti dalla furia del cordevole che impetuoso si è alzato di nuovo pericolosamente. E poi di nuovo le immagini della frana di via Miari a Belluno che si è riversata sulla strada chiusa fortunatamente oramai da mesi e che imperterrita continua a muoversi sospinta dall'acqua che penetra nel terreno e la trascina a valle. In tutto il territorio comunale non si contano gli smottamenti. A Feltre, per ragioni di sicurezza, è stata emessa un'ordinanza che annulla il mercato settimanale di domani, mentre continua il lavoro di bonifica e pulizia di materiali e detriti che si sono accumulati in questi giorni.